Passeggiata per l'autismo, incontro sulle droghe da stupro, progettazione con l'Ordine degli Architetti. Giambrone, ex deputato già sindaco di Cammarata, aderisce a Fratelli d'Italia e ritrova l'ex forzista di Mainda, nominato dirigente regionale del partito della Meloni. Processo Xidi, chiesti 18 anni per l'ex avvocato Porcello. Giudizio immediato per Barba, 66 anni, di Favara, accusato di aver ucciso l'ex genero Lupo. Prescrizione per le sorelle Picone, erano accusate di estorsione a danno di disabili. Rinviato a giudizio settantenne di Montallegro per violenza sessuale su minore. Domani primo torneo interforze organizzato da Agrigento. Basket, la Fortitudo ospita Taranto, quarta forza del campionato. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In occasione della giornata di celebrazione mondiale della consapevolezza dell'autismo, ad Agrigento un'iniziativa che si pone l'obiettivo di insegnare agli alunni che bisogna vivere nella consapevolezza di una società in cui tutti i diritti vengono rispettati. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Oggi giornata mondiale sull'autismo e voi state organizzando diverse iniziative, lo fate tutto l'anno, ma un punto sulla situazione qual è? Sì, oggi è questo 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Come ogni anno l'Associazione Vita Autismo, in collaborazione con l'ASP di Agrigento e Licio Politi, organizza e promuove queste iniziative. A cosa servono? Sono iniziative di sensibilizzazione che servono a coinvolgere la comunità locale, a coinvolgere le istituzioni. Io in questi giorni ho fatto risuonare forte un appello che voglio fare ancora oggi. Quello della necessità, avendo un figlio di 19 anni che mi esce da una scuola superiore, 5 anni del suo liceo scientifico, ecco, io avverto la necessità, come tanti altri genitori che hanno figli della stessa età di Ruben, che si ponga attenzione al fatto che non servono solo i centri immediati per la riabilitazione quando sono piccoli. Occorre avere dei centri polifunzionali, dei centri che possono ospitare questi nostri ragazzi dopo la scuola, perché è giusto che sia così. Noi dobbiamo creare delle possibilità, non dico di futuro, io sono molto obiettiva, non tutti i ragazzi autistici hanno questa possibilità nel loro percorso, ma sicuramente sì, di essere avviati ad attività manuali. Quindi io avverto questa necessità e faccio appello: creiamo una struttura come altre che esistono al nord, creiamo un centro per l'autismo, non facciamolo nascere nei comuni limitrofi. Agrigento è un capoluogo, perché non deve avere il suo centro? Ecco, questo diciamo che è l'appello forte che io voglio fare. Voglio ringraziare sicuramente quanti oggi hanno aderito a questa manifestazione, perché con noi abbiamo associazioni di sportivi, associazioni di medici, di infermieri, tutti hanno capito che occorre creare questa sinergia e parlare di autismo sicuramente non solo il 2 aprile. Un momento importante, l'ASP, ricordare l'autismo, ecco, ci aggiorni sul fenomeno della malattia anche. La sensibilizzazione dell'autismo oggi è necessaria perché il sistema sanitario nazionale ha dei programmi che tendono a sviluppare l'inclusione basati appunto sull'equità e siccome questa sindrome è stata, su questa sindrome c'è stata poca attenzione e solo adesso ci si va rendendo conto dell'importanza e dell'incidenza di questo fenomeno, dobbiamo fare di tutto per includere sia i soggetti autistici che i familiari che hanno il carico appunto maggiore di questa patologia. Nome e cognome per i titoli. Nome e cognome per i titoli. Domenico Alaimo, responsabile unità operativa educazione e promozione della salute aziendale. Oggi è una unione di più forze, c'è il telefono aiuto, c'è non di violenza, c'è il Panica Musica, ci sono altre associazioni, l'associazione della Croce Rossa, donatori, poi ci sono molte scuole, le istituzioni, quindi tutti insieme per dare un segnale di sensibilità contro diciamo,
il pregiudizio sull'autismo. Dobbiamo mettere insieme le forze, parlavamo nella conferenza stampa di giovedì della rete, ecco, bisogna fare rete attraverso tutti gli attori principali per fare che cosa? Cercare di affrontare la questione, il tema, il problema, che è un problema soprattutto di discriminazione sociale rispetto al tema dell'autismo. La professoressa Arrancatore con forza e con grande spirito di sacrificio in questi anni continua a lottare per raggiungere degli obiettivi che vadano verso quella opportunità e possibilità per il problema dell'autismo di risolverlo. Agrigento occorre che si doti di questo, però dobbiamo sederci attorno ad un tavolo tutti, ASP, Comune, associazionismo, per mettere in campo un percorso che magari sarà lungo, però bisogna iniziare, quindi sono contento di questo invito, di questa opportunità che oggi ci si dà, ma non bisogna fermarsi ad oggi, bisogna continuare a tenere alta l'attenzione. Il liceo classico musicale partecipa a questa iniziativa di oggi? Sì, siamo veramente contenti di essere qui in questa giornata mondiale sull'autismo, siamo veramente lieti, i ragazzi hanno accolto in modo incredibile questa splendida iniziativa e speriamo di cantare anche per dare un sostegno a questa iniziativa, appunto. Nome e cognome, professore, per i titoli. Ha subito la frattura di una clavicola e varie scoriazioni la donna di 41 anni di Ioppolo Giancazio, che alla guida di un SUV si è scontrata frontalmente lungo l'Agrigento Raffadali vicino il bivio di Contrada Borsellino con una Citroen Picasso guidata da Ernesto Casella, 56 anni, di Caltagirone, ma residente ad Agrigento, padre di 3 figli, morto sul colpo. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118. Il luogo dell'incidente stradale è lo stesso dove lo scorso 13 ottobre in sella ad una moto e scontrandosi con un Range Rover sono morti i 17 anni di Raffadali, Gaetano Maragliano e Martina Alaimo. Profughi ucraini accolti a Montevago presentano richiesta di asilo. Vediamo. 20 dei 34 profughi ucraini accolti a Montevago insieme al sindaco onorevole Margherita La Rocca Ruvolo si sono recati all'ufficio immigrazione della questura di Agrigento per presentare la richiesta di asilo. Gli altri profughi andranno domani, sempre con lo stesso pulmino messo a disposizione nell'ambito dell'iniziativa umanitaria Un Cuore per l'Ucraina, promossa dal Comune di Montevago in collaborazione con l'Associazione di Volontariato a Cuore Aperta e altre associazioni del nostro territorio. Abbiamo trovato il personale dell'ufficio immigrazione disponibilissimo, certamente sono procedure lunghe, occorre tempo, vanno tradotti i passaporti perché sono in alfabeto cirillico, quindi abbiamo avuto il supporto di una mediatrice culturale, Alessia, che ringrazio moltissimo perché senza il suo aiuto non avremmo completato le procedure, tutto il personale dell'ufficio immigrazione che è stato affabile, gentile e disponibile, e ora stanno continuando con le impronte, stiamo aspettando per poi rientrare e portarli a Montevago. Mi è sembrata anche una cosa giusta e doverosa, se parliamo di accoglienza, di integrazione, di un'accoglienza integrata, significa anche farsi carico di questo e anche spiegare lungo il tragitto dove andavamo, renderli partecipi, fargli vedere un po' il paesaggio, perché da 5 giorni sono stati in casa per la quarantena, quindi questa è la prima uscita che fanno e questo è stato il primo pezzettino di strada da fare insieme. L'ex deputato regionale Vincenzo Giambrone, già sindaco di Cammarata, ha aderito a Fratelli d'Italia. Oggi una conferenza stampa in presenza del commissario provinciale Calogero Pisano e dei vertici locali del partito. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un partito in crescita giorno dopo giorno, oggi Giambrone, qualche giorno fa il collega Granata. Sì, Fratelli d'Italia in provincia di Agrigento cresce sempre di più, oggi con l'entrata dell'onorevole Vincenzo Giambrone abbiamo completato un percorso all'interno della provincia di Agrigento che ci porta comunque ad avere una forte credibilità ed essere veramente il primo partito in provincia di Agrigento. Noi questo lo vogliamo dimostrare alle prossime amministrative
lo vogliamo dimostrare alle future regionali che saranno a novembre e naturalmente all'appuntamento per le nazionali. Quindi oggi con l'annata di Vincenzo Giambrone e di tanti amici che sono presenti abbiamo veramente dimostrato che Fratelli d'Italia vuole diventare partito principe della provincia di Agrigento e dettare la linea politica di questa provincia. Sì, diciamo che per quello che riguarda oggi Fratelli d'Italia è la dimostrazione del grande lavoro che il partito con Lillo Pisano sta portando avanti, un lavoro di radicamento e di rafforzamento nel territorio e questo è dovuto alla credibilità del partito di Giorgia Meloni e dei contenuti che portiamo avanti, quindi siamo assolutamente fiduciosi che questo ci porterà a grandi soddisfazioni. Le ragioni di questa scelta, onorevole? La ragione intanto sono ragioni non solo politiche ma anche di sentimenti, anche perché la politica va fatta di sentimenti. Io mi ritrovo perfettamente e totalmente in questo partito, in Fratelli d'Italia, per temi importantissimi che condivide questo partito, della coerenza, dell'appartenenza, dello Stato della patria, della difesa dei più deboli, del territorio e del rapporto diretto col cittadino. Mi ci trovo perfettamente anche perché le mie origini politiche, la mia storia mi porta sempre verso il centro-destra. Quindi guardando un po' ciò che è successo, ma sono abituato a guardare avanti, a me piace oggi affrontare le sfide più importanti, mi coinvolge il fatto di sapere che ad Agrigento dobbiamo fare in maniera tale di portare questo partito al primo posto perché rappresenta non solo l'interesse del cittadino e lo sa difendere, ma lo rappresenta con la coerenza e con la lealtà che appartiene al partito e appartiene anche principalmente alla Meloni. Un partito che cresce? Sì, una famiglia, visto che siamo Fratelli d'Italia, che diventa sempre più grande, un partito che se vuole, come certamente riuscirà a fare, raggiungere quelle percentuali che già su Roma, quindi su scala anche nazionale ci sono, necessitano di due elementi che qui non mancano e che nelle altre realtà difficilmente si trovano: qualità e quantità. La quantità potete cominciare a vederla soli, la qualità c'è sempre stato con l'amico Lillo Pisano e continua a esserci perché il merito e i comportamenti coerenti poi alla fine pagano sempre e sono quelli che in questo partito vengono valorizzati. Quindi benvenuto all'amico Giambrone, complimenti per tutti gli incarichi dati di recente, complimenti a Lillo che è qui dalla prima ora e a tutto il gruppo, perché se non si fa squadra e non si lavora insieme non si raggiungono i risultati, quindi è un giorno certamente importante, continuiamo così. Giovanni Di Maida, attuale vicepresidente del Consorzio Universitario di Agrigento, è stato nominato dirigente regionale di Fratelli d'Italia. A conferirgli l'incarico è stato il coordinatore di Fratelli d'Italia per la Sicilia occidentale, Giampiero Cannella. E oggi al Consorzio Universitario di Agrigento un confronto sul tema Fondi PNRR, ultima occasione di sviluppo per le nostre comunità. Raccolte indicazioni e spunti progettuali da sottoporre ai tavoli istituzionali. Arturo Cantella. Tra le tante iniziative al CUA oggi un interessante convegno e dibattito sui fondi del PNRR. Sì, ringrazio l'amico Giuseppe Arnone per aver voluto organizzare questo momento di confronto su una tematica importante che è quella dei fondi comunitari. Oggi abbiamo un'opportunità storica che è rappresentata dai fondi del PNRR. Bisogna saper cogliere questa opportunità, soprattutto la pubblica amministrazione deve essere nelle condizioni di sapere mettere su dei progetti che siano, che poi superano il vaglio delle commissioni preposte. Devo dire che la pubblica amministrazione oggi è carente di personale che possa svolgere questo compito. Noi come Consorzio Universitario ci mettiamo a disposizione per formare giovani che possono essere nelle condizioni di poter, di sapere soprattutto progettare, e questa credo che sia la chiave di volta per finalmente intercettare tutti i fondi possibili e immaginabili. Convegno oggi organizzato dall'Ares per parlare dei fondi PNR in collaborazione qui al Consorzio Universitario. Siamo stati lieti oggi di ospitare insieme alla Fondazione Italiana in Europa, a Fly Project e al Consorzio Universitario la giornata di approfondimento sui temi dei fondi PNRR. Come sapete è una grande opportunità per il Sud e per la nostra regione siciliana
in quanto a livello orizzontale ci saranno dei bandi, dei fondi che erogherà l'Unione Europea a step. Questi fondi verranno utilizzati non solo per le infrastrutturazioni, ma verranno utilizzati anche per la digitalizzazione, per la cultura e per il terzo settore. Noi siamo qui oggi per raccogliere indicazioni, per raccogliere in un dibattito tutte le indicazioni che porteremo ai tavoli istituzionali dei comuni e della Regione, nella speranza che questa ulteriore possibilità legata fino all'annualità 2026 venga recepita e venga attuata sul territorio che ne ha tanto di bisogno. L'occasione di oggi a cosa può servire? Guardi, l'Italia in generale ha in questo momento una grande opportunità, bisognerebbe con questa occasione di oggi stimolare e fare conoscere cosa c'è e cosa si può fare con il PNRR in Italia e in Sicilia in maniera particolare. Agrigento, come lei sa, è una provincia molto indietro per quanto riguarda gli interventi pubblici, gli interventi sul terzo settore, quindi questa dovrebbe essere un'opportunità importante perché le associazioni, gli enti locali possono conoscere veramente come stanno le cose e darsi da fare per raggiungere gli obiettivi che comunque la Comunità Europea ci ha dato e ci fornisce con questa grande possibilità del PNRR. La Diconsum e l'energia, 3 consigli utili al consumatore per contenere la spesa. Vediamo. Sin da quando è stato annunciato il primo aumento da parte del Ministro Cingolani del Mite del 40% del prezzo del gas, come Adiconsum abbiamo chiesto un incontro per aprire un tavolo concertato con tutti gli stakeholder. Ovviamente sono stati ignorati, così come tutte le altre associazioni aderenti al CNCU, per cui abbiamo messo in atto una serie di proposte che poi brevemente riassumerò, ma per la prima volta nella storia dell'associazionismo italiano il 6 aprile ci sarà un'assemblea di tutte e 20 le associazioni aderenti al CNCU col tema del rincaro dei costi energetici, ivi compresa la benzina e gli aumenti dei prezzi indiscriminati conseguenti. Noi come Adiconsum abbiamo, come dicevo, messo in atto una serie di proposte che vanno da una campagna istituzionale all'uso razionale delle apparecchiature, quindi tesa al risparmio, così come una revisione strutturale della tariffa per abbattere gli oneri generali di sistema non attinenti ai costi energetici. Terzo elemento, un uso delle apparecchiature, anziché dare solo un contributo di tipo economico, anche per esempio dei piccoli impianti di energia rinnovabile o l'efficientamento per le imprese, perché questo è un tema, come si diceva, che impatta sia sulla tenuta delle famiglie, che sono già abbastanza provate sia dalla pandemia che dalla guerra, ma anche per le imprese che rischiano il default. Quindi il 6 ci sarà questa mega assemblea e il 7 una convocazione del CNCU per l'apertura di questo tavolo col governo che finora ci ha ignorati. Il 2 aprile 2005 moriva Papa Giovanni Paolo II, il pontefice santo che ad Agrigento pronunciò il famoso anatema contro la mafia. Eugenio Cairone. 17 anni fa, il 2 aprile, moriva Giovanni Paolo II ed è ancora vivo il dolore per la scomparsa del Papa Santo. Giovanni Paolo II è stato più attivo dei suoi predecessori, sicuramente ha avuto maggiore carisma. Alla notizia della sua morte centinaia di candele hanno illuminato piazza San Pietro con la gente in lacrime. Giovanni Paolo II è l'uomo entrato nella storia e in particolare nella storia della Chiesa. Con i suoi 104 viaggi si è conquistato il soprannome di Papa Viaggiatore. L'anatema nella Valle dei Templi contro la mafia ci dice quanto sia stato grande l'uomo venuto da un paese lontano nel 1978, il primo papa non italiano da 455 anni. Ma è stato il messaggio di pace di Giovanni Paolo II a raggiungere tutti gli angoli della terra, un messaggio di pace forte, oggi più che mai attuale. O Madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente
tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo. Accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia con amore di madre questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori. Liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio. Liberaci dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci, o Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato 20 richieste di condanna nell'ambito del processo con rito abbreviato scaturito dalla maxi inchiesta Xidi eseguita dai carabinieri del ROS, che avrebbe fatto luce su intrecci tra Cosa Nostra e Stidda nell'Agrigentino. L'inchiesta avrebbe pure svelato i componenti della nuova Stidda che si sarebbe contrapposta alla famiglia di Cosa Nostra, ipotizzate anche una serie di estorsioni, in particolare nel settore delle mediazioni agricole. Tra le richieste avanzate dal PM Claudio Camilleri anche quella a 18 anni nei confronti dell'ormai ex avvocato Angela Porcello, che ha già manifestato in più occasioni la volontà di collaborare con l'autorità giudiziaria. Per la pubblica accusa l'avvocato Porcello ha strumentalizzato la toga dell'avvocato per coltivare gli affari della famiglia mafiosa, in cui aveva un ruolo di primo piano il compagno già condannato per mafia. La professionista 51enne, che poi è stata cancellata dall'ordine, avrebbe strumentalizzato la sua attività innanzitutto per incontrare il boss Giuseppe Falsone al 41 bis e veicolare i suoi messaggi dal carcere, ma non solo. Angela Porcello avrebbe fatto da cassiera del mandamento, promuovendo e organizzando una serie di incontri con associati anche di altre province. L'inchiesta Xidi ha colpito la rete di fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro, imputato nel procedimento e stralciato in quanto latitante.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il giudizio immediato, ovvero il processo scavalcando il filtro dell'udienza preliminare a carico di Giuseppe Barba, 66 anni, di Favara, indagato di aver ucciso con 3 colpi di pistola all'ex genero l'imprenditore Salvatore Lupo, 45 anni, di Favara, lo scorso 15 agosto in via 4 novembre all'interno di un bar. Tracce di polvere da sparo sarebbero state rinvenute nel marsupio e in una mascherina sequestrati a Giuseppe Barba dai carabinieri del RIS, reparto di investigazione scientifica, e altre tracce di polvere da sparo sono state rinvenute nell'abitacolo di Barba, una Fiat Panda, il cui transito nei pressi del bar è stato registrato da telecamere di videosorveglianza. Il movente del delitto sarebbe legato a contrasti economici tra Barba e Lupo dopo la separazione di Lupo dalla moglie, figlia di Barba. Prima udienza il 6 maggio innanzi la Corte d'Assise di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato. Il 10 novembre del 2020 a Palermo la Corte d'Appello, la Procura Generale, al termine della requisitoria, ha invocato la conferma della sentenza emessa il 6 dicembre del 2018 ad Agrigento dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, che a conclusione del giudizio abbreviato ha condannato a 4 anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici l'avvocato Francesca Picone, imputata di estorsione e tentata estorsione, e ad 1 anno e 8 mesi di reclusione a carico di lei sorella Concetta Picone, consulente fiscale di un patronato. Il processo ruota intorno a presunte pretese estorsive legate al pagamento delle parcelle professionali a danno dei clienti disabili. Ebbene, adesso la Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Vittorio Anania, ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione verso le sorelle Picone, previa riqualificazione del reato in servizio arbitrario e in alcuni casi tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Pertanto i giudici di secondo grado non hanno ritenuto sussistenti le pretese estorsive, riqualificandole come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ovvero il reato per il quale è già intervenuta la prescrizione. Ecco perché il non luogo a procedere. Francesco e Concetta Picone, anziché 10.000 come disposto in primo grado, pagheranno 5.000 euro di provvisionali alle 4 parti civili, oltre che le spese processuali. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata un pensionato di 70 anni di Montallegro, già arrestato dai carabinieri a danno di una bambina di 9 anni. Lei, in occasione dell'incidente probatorio, ha confermato le accuse e ha raccontato: lui mi ha regalato bracciali, delle caramelle, 5 euro e poi mi ha toccata baciandomi anche sulla bocca. È successo 2 volte. La sorella della bambina, ascoltata anche lei, ha reso la stessa versione. È stata la madre, insospettendosi dell'atteggiamento della figlia, a presentare denuncia ai carabinieri. Droga da stupro. Se ne parla da anni, eppure poco si sa sugli effetti che questa sostanza produce sull'organismo umano. Attualmente in Italia l'uso è addirittura triplicato. Oggi appuntamento tematico al Polo Universitario di Agrigento. Arturo Cantella. Le droghe dello stupro, questo l'interessante convegno che si è svolto stamani presso la sede del Consorzio Universitario di Agrigento, organizzato dalla FIDAPA, presieduto dalla dottoressa Carmelina Guarneri. Ha introdotto come relatrice la dottoressa Maria Concetta Rotolo del Centro Nazionale Dipendenza e Doping dell'Istituto Superiore Sanità di Roma. Tra gli interventi anche quello della dottoressa Maria Rita Falca Abramo, primaria del reparto ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tra le relatrici anche la dottoressa Maria Di Grigoli, referente aziendale Codice Rosa dell'ASP di Agrigento. Allora, oggi sicuramente è interessantissimo, una platea stracolma di giovani, questo mi ha entusiasmata particolarmente, ma si parla purtroppo delle droghe dello stupro, quelle droghe incolori, insapore, che purtroppo vengono assunte inconsapevolmente dalle giovani donne o anche dai ragazzini, perché sono utilizzate anche per la pedopornografia. Sono quelle droghe che ti lasciano in uno stato di coscienza incosciente, quindi molto spesso si è pure partecipativi senza rendersi conto. Sono quelle droghe subdole che praticamente vengono messe in un drink, in una bibita,
e possono causare sicuramente dei gravissimi danni al nostro organismo. Iniziativa interessantissima, perché oggi l'obiettivo di questo incontro è quello di fare prevenzione primaria, quello di informare e portare a conoscenza ed educare i giovani ad avere il rispetto per la persona e a non commettere quello che è il reato per la violenza della donna. Che risposte arrivano da parte dei giovani? C'è una collaborazione oppure un silenzio? Sicuramente c'è molto interesse in questo momento, c'è molta attenzione, quindi l'argomento è entrato dentro le loro anime, quindi è una cosa che sentono molto vicino a loro. Ecco, voi come istituzione cosa cercate di fare nel quotidiano? Allora, noi come istituzione purtroppo interveniamo spesso già quando il problema è avvenuto, perché gestiamo quella che è la prevenzione secondaria, cioè noi veniamo a contatto con le persone che hanno subito violenza, quindi cerchiamo nel momento in cui veniamo a contatto con la donna di ovviamente curare molto l'aspetto psicologico, cercando di non far sentire giudicata la paziente e di spianare quello che è il percorso per il superamento del trauma, più che fisico, morale, che la paziente può subire, le conseguenze che ne può avere poi a lungo termine. Un dato statistico nella nostra provincia, ce lo può fornire? Ma obiettivamente è inferiore rispetto a quello che realmente è, perché purtroppo esiste ancora molto omertà sulla faccenda, quindi speriamo che con questi incontri ci sia più sensibilizzazione e possano venire fuori i numeri che ci possono aiutare ad attuare un programma di prevenzione efficiente e efficace. L'Ordine degli Architetti di Agrigento presenta il progetto Abitare il Paese, la cultura della domanda. È finalizzato a generare una richiesta di architettura di qualità attraverso un'azione di coprogettazione territoriale che ha la sua origine nella scuola. Vediamo. Un progetto importante per il territorio urbano, per il tessuto urbano, in collaborazione con le scuole. Ecco, ne parliamo meglio con il Presidente dell'Ordine degli Architetti, Rino Lamendola. Sì, Abitare il Paese è un progetto del Consiglio nazionale per promuovere nuove richieste di architettura di qualità a partire dai bambini, dai ragazzi, coinvolgendo il mondo della scuola. Qui ad Agrigento quest'anno il progetto viene sposato, oltre che dall'Ordine, anche dall'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, il presso di Garibaldi, istituto che svolgerà il ruolo di scuola pilota di un progetto che intendiamo divulgare e estendere a partire dall'anno prossimo sul territorio provinciale. Il progetto si articolerà in diversi incontri da aprile a giugno, durante i quali gli allievi dell'istituto saranno stimolati a esprimere una visione sulla città di Agrigento e sulla possibilità di migliorare la città di Agrigento, con particolare riferimento alle zone degradate come quelle della stessa zona adiacente all'istituto scolastico. Mi riferisco a via Diodoro Sicolo, a via Giovanni XXIII, a Villa Lizzi, per poi proseguire alle strutture educanti che sono i cinema, sono gli spazi verdi, sono i centri culturali, i centri sportivi. E sarà molto interessante immaginare la riqualificazione di queste strutture in relazione alle esigenze espresse dai ragazzi. Voi siete partner di questa iniziativa? Sì, siamo partner di questa importante iniziativa, un progetto dal titolo Abitare il Paese, che aiuterà le studentesse e gli studenti coinvolti a sviluppare competenze di cittadinanza attiva e responsabile, perché insieme agli architetti dell'Ordine di Agrigento i ragazzi e i docenti saranno guidati a proporre idee per una città più intelligente e sostenibile. Il progetto prevede la
la risposta di un'architettura di qualità, partendo dalle idee degli studenti. Quindi è un progetto nazionale, gli studenti si confronteranno a livello nazionale anche con altri studenti e faranno un'analisi del territorio con un territorio limitrofo alla loro scuola, con proposte di riqualificazione. Quindi gli architetti, i professionisti si troveranno a collaborare con i ragazzi, per i ragazzi e insieme ai ragazzi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Sono 926 cittadini di Agrigento che potranno usufruire del bonus alimentare, importante misura di contenimento della crisi in atto nel nostro paese. A dare nota dell'erogazione del bonus è Marco Vulla, assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, che commenta: abbiamo speso fino all'ultimo euro dei 440.000 euro dei fondi ministeriali a nostra disposizione. Su 1.236 domande presentate sono state accolte 926. Stiamo lavorando con gli uffici per trovare una soluzione per non escludere nessuno. A breve saranno erogate le risorse per gli aventi diritto per le agevolazioni sul bonus elettricità e affitto per una spesa complessiva di 660.000 euro, conclude Vullo. Presentato ieri ad Agrigento il testo con le omelie del Venerdì Santo di Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito della città dei Templi. Eugenio Cairone. Appuntamento a mezzanotte di un popolo innamorato del suo Signore crocifisso. È il titolo di un opuscolo del settimanale L'Amico del Popolo, contenente alcune delle omelie di Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito di Agrigento, in piazza Municipio, a conclusione del Venerdì Santo. Ieri al Santuario della Dolorata la presentazione, conclusa con il canto "Ah sì, versate lacrime". La conclusione del Venerdì Santo è stato sempre un appuntamento atteso per ascoltare il richiamo dei vescovi alla politica del portone accanto, cioè del comune. Era un grande appuntamento, è un grande appuntamento, poiché il mistero del Pasquale ci chiama in causa, perché tutta la nostra vita dovrebbe essere un canto di gloria a Cristo Signore. E poiché la vita è molto problematica, avevamo sempre dei problemi da focalizzare, soprattutto con quegli aspetti che ci stavano molto a cuore, la difesa dei giovani, la famiglia, l'impegno di rompere con ogni corruzione, e quindi ogni anno, in ascolto di ciò che lo Spirito suggeriva, avevamo questo appuntamento. Non è cambiato tanto ad Agrigento da quando lei è andato via. Adesso avevamo avuto recentemente l'esempio di Monsignor Montenegro, che ha bacchettato davvero i politici. Ecco, io non ho seguito, quindi non sono in grado di poter apprezzare. Certamente dobbiamo camminare nella linea della fedeltà al Signore, e quindi il compito del pastore è di far da sentinella. Il compito della sentinella non è quello di sconfiggere un esercito, ma di svegliare i cuori delle persone. E quindi nel giorno del Venerdì Santo questi appuntamenti ci riguardano fortemente, perché il Signore Gesù ci ha detto: siete il sale della terra, ma attenzione, se il sale diventa insipido è buono soltanto per essere buttato e calpestato. Quindi siamo chiamati alla fedeltà al Signore. Lei è sempre ben accolto qui ad Agrigento, nella diocesi. Questa sera abbiamo un santuario della Dolorata pieno di fedeli. È per me una grande gioia condividere l'amore per il Signore Gesù, la devozione alla Madonna, la dolce mamma del cielo, e poi i bei ricordi che mi riporto di tutti i Venerdì Santo che passavamo. Erano la grande occasione la sera di andare nel santuario, riflettere insieme e manifestare la gioia di saperci amati dal Signore. Quindi credo che
le emozioni che sto provando sono una grazia di Dio per me. Grazie. Nelle omelie di Monsignor Ferraro c'è un'attenzione particolare ai giovani. Sì, questo libro sono 9 discorsi che l'arcivescovo Ferraro fece dal 1993 al 2008, dove lui, a conclusione della processione del Venerdì Santo, a mezzanotte in piazza San Domenico, ogni anno rivolgeva un caloroso discorso. Erano discorsi che riguardavano l'etica sociale, l'etica della vita e l'etica della famiglia. E il problema dei giovani, molto sentito, molto avvertito da Monsignor Ferraro, rientra appunto in questa etica, noi chiamiamo sociale. Perché Monsignor Ferraro ha una particolare sensibilità nei confronti dei giovani, perché sa che i giovani sono in preda allo sballo, sa che i giovani sono in preda alla droga, sa che i giovani non hanno punti di riferimenti e lui non si limita soltanto a denunziare la situazione, ma anche dal punto di vista pastorale dà una risposta creando in tutta la diocesi quasi 70 oratori che diventano un parafulmine per la gioventù, perché la gioventù possa crescere sana e salva. Monsignore è stato accolto da un santuario gremito, un gradito ritorno. Agrigento ha un particolare legame con Monsignor Ferraro, come Monsignor Ferraro ha un legame con la diocesi di Agrigento, perché 20 anni di ministero episcopale speso per la diocesi è un periodo lungo e la diocesi sente tutto il bene che lui ha fatto. Si è svolta la 7ª edizione della Festa dell'Insignito, organizzata dalla Delegazione Provinciale Agrigentina ANIOC, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì. Oggi Festa dell'Insignito 2022, l'ANIOC si programma anche per le nuove attività, ma riconoscendo anche degli attestati per il lavoro svolto. Finalmente, dopo un anno di sosta, ritorna la 7ª Festa dell'Insignito. Dal 2020 che non potevamo più fare niente, come d'altronde tutta l'Italia. Adesso la 7ª Festa dell'Insignito è stata impreziosita da una conferenza molto importante che è relativa al Codice Rosso. Chiaramente si ritorna, come diceva qualche mese fa il prefetto, si ritorna a riconquistare, a rimpatronirci del nostro futuro. Noi speriamo di poter dare tanto alla comunità agrigentina, soprattutto dare ai soci tutte quelle soddisfazioni che loro si prendono per poter essere di utili al pubblico, agli amici, ai poveri, ai meno abbienti, soprattutto per essere utili. Ecco, questo, il cavaliere di oggi deve avere questa missione e soprattutto un grande spirito di sacrificio. Consegnerete delle onorificenze? Sì, ne abbiamo raccolte 21, però per motivi diversi siamo stasera 16 nuovi soci, avranno l'attestato di partecipazione e avranno sicuramente il piacere di stare con noi. Oltre agli insigniti ci sono i soci simpatizzanti che sono con noi solo per il piacere di partecipare a queste manifestazioni. Obiettivi del prossimo anno? L'anno è in corso, abbiamo delle manifestazioni in programma che riguardano sempre il poter fare del bene agli altri, così come è stato con la festa di San Calogero, noi ci vogliamo riproporre. Io ringrazio l'emittente che stasera ha voluto attenzionarci, ci manca la presenza del sindaco, noi saremo qua un centinaio stasera e soprattutto ci sarà tanta bella gente che avrà il piacere di ascoltare questa conferenza che riguarda la violenza in genere, soprattutto la violenza fatta da alcuni popoli verso altri, la guerra. Noi siamo per bandire la guerra da tutti gli stati, non solo in Ucraina ma in tutta, nel Medio Oriente, in Africa. Conte Ronzani e quindi può parlare. Al delegato
provinciale di Agrigento, commendatore Gaetano Marongiu e coordinatore regionale della Sicilia, a tutti gli insigniti, a tutti i soci ANIOC presenti alla 7ª festa dell'insignito ad Agrigento. E un saluto particolare al premiato che oggi viene gratificato di questo nostro riconoscimento per avere veramente ben meritato, e la nostra associazione nazionale è fiera di poter annoverare tra le sue figure più apicali questo nostro luogotenente sarà premiato tra poco alla vostra meeting, al vostro convegno. Ieri sera in scena al Teatro Pirandello il concerto dell'associazione La Scala di Milano. Arturo Cantella. Ottimo il riscontro sia di pubblico che di gradimento che ha avuto ieri sera al Teatro Pirandello il concerto di primavera alle 8 stagioni, musiche di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla, eseguito dall'Orchestra d'Archi dell'Accademia Teatro della Scala, direttore e violino solista Francesco Manara, riproponendo appunto le 4 stagioni di Vivaldi e di Astor Piazzolla. L'iniziativa consolida il proficuo legame che l'Accademia ha stretto da tempo con diverse istituzioni siciliane che in molteplici occasioni ne hanno ospitato i complessi artistici del Teatro Massimo di Palermo al Teatro Massimo Bellini di Catania e oggi con la fondazione del Teatro Pirandello di Agrigento. È una serata straordinaria ed eccezionale, una grandiosa opportunità che ci si è presentata e che non potevamo lasciarci sfuggire. Stasera abbiamo l'onore di avere i nostri ospiti per la prima volta, l'Orchestra d'Archi dell'Accademia del Teatro alla Scala, che è inutile fare tanti giri di parole, è l'eccellenza in assoluto non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Ovviamente sono in corso delle interlocuzioni serie per avviare una collaborazione con l'Accademia del Teatro della Scala, anche se forse dire collaborazione è velleitario da parte nostra. Noi dobbiamo studiare, vogliamo studiare, imparare da chi rappresenta un'eccellenza. Se questo poi ci può dare la possibilità di instaurare forme di partenariato con un'istituzione così eccellente, ben venga per la nostra città, per il nostro territorio, per il nostro teatro. Ma ogni inizio, appunto, pensa poi a uno sviluppo futuro, dipende molto da come si riesce a programmare negli anni una organizzazione di questo genere, non può essere improvvisata di volta in volta. La vostra è un'accademia giovane, con quali obiettivi? No, la nostra non è un'accademia giovane, la nostra è un'accademia che è nata addirittura prima ancora della Unità d'Italia, 1813, è un'accademia per giovani, questo sì, l'obiettivo è formare tutti quelli che poi possono lavorare in un grande teatro come il Teatro alla Scala. Questo vale per i ballerini, per i cantanti, per i musici, per tutti quelli che vediamo sul palcoscenico e ancora di più vale per tutto quello che c'è dietro al palcoscenico, tutte le maestranze, i tecnici del suono, della musica, i pittori per i fondali, per le scene, le sarte che devono fare i costumi, quelli che devono fare le parrucche, il trucco, cioè c'è tutto un insieme che noi stiamo cercando di trasformare in una università che sarebbe unica non solo per Milano, la Lombardia, l'Italia o l'Europa, ma unica al mondo. Non c'è un'università di questo tipo. Ci sono parecchi siciliani all'interno? Diciamo che la Sicilia è al terzo posto, dopo la Lombardia ovviamente, e il Veneto, la Sicilia è al terzo posto come partecipanti fra gli studenti. Sicuramente possono nascere delle intese, abbiamo fatto tanti progetti in Sicilia, sia di formazione, sia di collaborazione, sia di concerti, quindi siamo aperti, anche perché tra l'altro la percentuale di ragazzi che arrivano dalla Sicilia in accademia è al terzo posto, è la regione col terzo, come classifica terza come numero di affluenza di ragazzi. Sì. Qualcosa di tecnico sullo spettacolo di questa sera? Beh, di tecnico c'è innanzitutto il virtuosismo del violino solista, è una parte
veramente molto difficile. La bellezza di queste 8 stagioni è il mix che viene fatto tra Piazzolla e Vivaldi, che coniugato insieme dà una serata unica di grande godimento e di grande ascolto. Ci vuole parecchio lavoro, insomma, per arrivare a certi livelli? Sì, e su questo non c'è ombra di dubbio. Tanta motivazione e tanto impegno e tanto studio, sì. Come avete affrontato questo brutto periodo? Mi riferisco al Covid e cosa ci aspetta dal post-Covid? Allora, noi l'abbiamo affrontato veramente con grande grinta, perché i nostri studi e i nostri corsi sono corsi proprio che hanno molta attività pratica. Quindi abbiamo smezzato le aule, diviso le classi, cercato spazi in modo tale che i ragazzi potessero continuare a fare lezione. Questo soprattutto per la scuola di ballo, che ha 200 allievi, 70 maschi e più o meno 120-130 femmine. E quello è stato veramente un grande lavoro di squadra per cercare di non far perdere neanche un giorno di studio a questi ragazzi. Sono seriamente emozionato per questa serata. Oggi si scrive una pagina nella storia culturale di Agrigento. Il Teatro Pirandello ospita l'Orchestra degli Archi dell'Accademia della Scala di Milano, con il presidente dottore Vita e la direttrice la dottoressa Vinci. Sì, si spera che possa nascere un'intesa e si spera che così anche Agrigento possa avere la sua accademia, l'Accademia del Teatro Pirandello, che possa lavorare in simbiosi con l'Accademia della Scala di Milano. Sindaco, ti faccio un'altra intervista che manderò dopo. Siccome un ampio dibattito su questo futuro rigassificatore in città, so che lei ha presentato un ricorso? Sì, io ho firmato il ricorso, io sono contro ogni forma di inquinamento ambientale, quindi potete capire bene qual è il mio intento, qual è il mio indirizzo. Oggi ho firmato il ricorso, ho fatto anche una richiesta di accesso agli atti per poter verificare tutte le autorizzazioni che sono comunque già scadute e andrò avanti con tutta la mia città. Un calcio per la legalità, al via il primo torneo interforze ad Agrigento domani domenica 3 aprile al centro sportivo polivalente del villaggio Peruzzo. L'evento sportivo all'insegna della legalità è stato presentato da Manuel Montana, dirigente della sezione volanti della Questura di Agrigento. Vediamo. Si terrà domenica 3 aprile presso il centro sportivo polivalente di Villaggio Peruzzo la prima edizione del torneo Un calcio per la legalità in memoria di chi ci ha lasciato, nel ricordo dei colleghi che ci hanno lasciato prematuramente sia della Questura di Agrigento sia delle altre forze di polizia. Infatti saranno presenti non solamente le istituzioni ma anche i familiari delle persone che purtroppo ci hanno lasciato durante l'anno. Al torneo prenderanno parte sia una squadra rappresentativa della Polizia di Stato, sia squadre che rappresenteranno l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e i Vigili del Fuoco. Il torneo avrà inizio alle ore 10 e terminerà intorno alle ore 17:30 con la premiazione che riguarderà sia le 4 squadre migliori che si sono posizionate durante il torneo, sia il miglior marcatore che il miglior portiere. Desidero ringraziare il Comune di Agrigento. Domani, domenica 3 aprile, a Porto Empedocle, al Pala Moncada, alle ore 18, la Fortitudo Moncada Basket Agrigento insegue la 21esima vittoria consecutiva nel campionato di Serie B, giocando contro Taranto, attualmente quarta in classifica a 30 punti ma con un match in più della Fortitudo. L'allenatore Michele Catalani commenta: affrontiamo Taranto, quarta forza del campionato e squadra reduce da un'importante affermazione contro Torrenova. La formazione pugliese arriva da 4 vittorie nelle ultime 5 gare ed appare in un momento di forma molto positivo con i propri giocatori chiave che stanno producendo cifre importanti, tanto da rendere quello tarantino il terzo miglior attacco del campionato. Sappiamo che sarà una sfida delicata contro un'avversaria che scenderà in Sicilia alla ricerca di punti per rimanere nelle primissime posizioni in questo rush finale di campionato. Calcio eccellenza, ultime 3 partite dell'Acragas prima del play-off ed uno sguardo anche ai campionati di promozione e prima categoria. Carmelo Lentini.
In anticipo, oggi pomeriggio a partire dalle ore 16, l'Acregas gioca la terzultima giornata con la Parmonval allo stadio Lo Monaco di Partanna Mondello. Per questa sfida il tecnico Nicolò Terranova dovrà fare a meno dei difensori Tunis e Cipolla, entrambi appiedati dal giudice sportivo per una gara. Mentre per quanto riguarda Prestia, che si è infortunato con 7 punti di sutura, il ragazzo è stato regolarmente convocato, ma è ancora presto per valutarne un suo immediato inserimento. Ritornando all'asse centrale titolare di difesa, Yeboah e Lama andranno a sostituire gli indisponibili, mentre per quanto riguarda il posto di Prestia sono in ballottaggio Giovanni Taormina e Bellanca. È chiaro che per mantenere l'attuale posizione di classifica generale dal terreno di gioco Lo Monaco occorre uscire con un risultato positivo. La compagine di Marco Aprile non sta attraversando un buon momento e le 4 sconfitte di fila non devono indurre a prendere questa sfida sotto gamba. Tra l'altro chi insegue la compagine dei Templi, in questo caso il Don Carlo Misilmeri, si trova sotto a 6 punti, ma con una gara da recuperare, e le ultime sfide di campionato dell'Acregas si chiamano Pro Favara ed Enna. In 3 partite praticamente l'Acregas si gioca la migliore posizione possibile per la disputa dei play-off. Infine si conosce la terna arbitrale di Parmonval Acregas. La gara verrà diretta da Federico Tassano di Chiavari, con assistenti Alessandro Rallo e Giovanni Figuccia, entrambi della sezione di Marsala. Ma vediamo quali sono le gare di questo terzultimo turno, oltre Parmonval e Acregas di questo pomeriggio. E domenica alle ore 15 si disputeranno i Canicattì Sciacca per un derby tutto da seguire, Castellammare Marsala, Don Carlo Misilmeri Nissa. Invece a partire dalle ore 16 in campo Casteltermini contro il Mazzara e poi Mazzarese, Enna e Pro Favara Monreale. Infine, mezz'ora più tardi, significa alle ore 16:30, in campo ci saranno Cus Palermo Marineo con arbitro Comito di Messina. Giornata importante per le agrigentine del campionato di promozione Girone A. Il Raffadale ospita il Gangi, notoriamente un avversario tosto e duro a morire, che precede proprio la compagine di Falsone di ben 5 punti e si trova in piena corsa per i play-off. Una gara molto difficile e di grande sofferenza da affrontare con le giuste contromisure. Brutta la trasferta per il Camarata di Belloma, che affronta il Lascari. Per avere la certezza di disputare i play-off e salvezza alla compagine della montagna occorre uscire indenne da questa trasferta per non essere risucchiata nelle paludi della retrocessione. Per quanto riguarda invece la prima categoria, occasionissima per l'Atletico Favara, che ritorna a giocare in casa dopo aver raggiunto la seconda posizione in classifica generale, scavalcando i cugini del Gemini. La compagine favarese se la vedrà con il Master Pro, una gara dura ma non impossibile da superare. Gioca in anticipo questo pomeriggio Ravanusa con il Don Bosco Mussomele. Obiettivo sono i 3 punti che potrebbero influire positivamente sull'attuale classifica. Torna a giocare tra le mura amiche il Gemini e non dovrebbe soffrire più di tanto a superare il Real Trabia, oramai retrocesso matematicamente. Scontro al vertice ad Aspra, dove la locale squadra è già promossa, ospita il Bagheria, terza forza del campionato ed in piena corsa per la conquista della posizione di testa. Infine l'Empedoclina sul campo della Sommatinese cerca punti importanti per il raggiungimento di una posizione finale più consona. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.